Le indagini sono concluse a tutti gli effetti e l'ufficio ha esercitato l'azione penale nei confronti di 10 degli amministratori. E sono infatti 10 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura trevigiana con l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata, e tra i nomi ci sono ancora l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, più volte descritto come l'uomo solo al comando, e l'ex presidente Flavio Trinca, due le posizioni minori di cui è stata chiesta invece l'archiviazione. Si tratta del terzo filone della maxi inchiesta sul crack di Veneto Banca. Il primo, centrato sul reato di ostacolo alla vigilanza, è arrivato in Cassazione. Il secondo, quello sui reati di truffa, è finito su un binario morto causa prescrizione a fine 2023. Spauracchio quello della prescrizione, che non dovrebbe ripetersi stavolta. La bancarotta fraudolenta infatti è aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità, così come previsto dalla legge fallimentare, tutt'altro che un dettaglio. La contestazione di questa aggravante porta il massimo della pena edittale da 10 a 15 anni e porta anche i termini di prescrizione da 10 anni a 15, che con la interruzione si alzano di un ulteriore quarto, e quindi a mio parere pone questo processo al riparo dal rischio prescrizione. La bancarotta fraudolenta è stata quantificata in 320 milioni di euro e a provocarla sarebbe stata l'erogazione di prestiti senza garanzie a soggetti definiti amici. Quanto all'udienza preliminare, dovrebbe tenersi entro la primavera. Lì si capiranno due cose: la prima, se saranno richiesti e concessi riti alternativi; la seconda, la costituzione di parte civile. Vista la tipologia di reato, non sarà possibile per i risparmiatori truffati, che però potrebbero rivalersi sulla figura del liquidatore. Se il liquidatore recupera dei soldi con la soluzione di parte civile, questi vanno a far parte dell'attivo, e nell'attivo poi c'è la ripartizione fra i vari creditori in base anche alle regole di priorità che ci sono nelle ripartizioni degli attivi fallimentari. La parola passa dunque al giudice per l'udienza preliminare. Faldoni su faldoni, frutto di un lavoro meticoloso portato avanti senza soluzione di continuità dal PM Massimo De Bortoli, ormai prossimo a ricoprire l'incarico di procuratore a Belluno. Uno sforzo titanico a fronte di risorse magre, magrissime. Questa procura è decisamente sottodimensionata rispetto al carico di lavoro che un territorio come quello della provincia di Treviso produce. Quindi lei continua a chiedere più rinforzi. Continuo a chiederlo, ma le speranze sono basse.